Vice Sindaco, cosa dire ai commercianti che magari hanno qualche dubbio su una concorrenza che molte volte loro dicono addirittura sleale? Ma devo dire, io li capisco e quello che devo dirgli è che questa amministrazione è fortemente indirizzata ad avere poche manifestazioni ma molto qualitative. Così il vice sindaco smorza sul nascere ogni possibile polemica sul ritorno dei mercati europei a Treviso. Un'iniziativa indubbiamente commerciale che per alcuni potrebbe penalizzare i negozi del centro. Del resto 130 espositori, di cui 50 per l'alimentare, 30 per la somministrazione ed altri 50 per l'oggettistica, sono seppur per un solo fine settimana un formidabile concorrente per il commercio stanziale. Però, sottolinea il responsabile del settore della Giunta Conte, bisogna vedere anche l'altro lato della medaglia. Mercati Europei porta 600 persone che si fermano a Treviso 4 giorni tra i loro operatori. L'ultima volta la manifestazione nei 4 giorni ha raggiunto quasi 100.000 visitatori. Come dire, attenzione all'importante indotto che porterà anche per il commercio stanziale questa manifestazione, che comunque punta su prodotti nazionali ed internazionali difficili da trovare normalmente in città. Tutti i prodotti che sono tutti prodotti d'eccellenza, dai formaggi svizzeri, francesi, c'era il pata negra spagnolo, tante cose da sbizzarrirsi. E visto che i prodotti saranno internazionali, inevitabile anche la frecciata dal sindaco che per primo ha voluto a Treviso questa manifestazione. E credo che l'Europa possa essere vicina anche all'Italia, anche se alle volte è molto lontana. Ma prima il cibo, ricordatevi, primo vivere dei indi filosofari. Grazie di tutto. Ciao ciao.